Lo speciale Boxing Day, che coincide anche con l'ultimo derby piemontese dell'anno, regala la vittoria alla Bosca San Bernardo Cuneo, che si impone, ma solamente al tie break, sulla Reale Mutua Fenera Chieri. Parte subito forte Cuneo nel primo set, che con lo 0-4 iniziale costringe coach Bregoli a fermare il gioco. Chieri si sblocca, ritrovando buona parte dei fondamentali e un gioco decisamente più fluido, allungando dal 13 pari. Gli errori a servizio delle cuneesi permettono così alle padroni di casa di chiudere sul 25-20. Nel secondo set è Cuneo, trascinata da Giovannini e dai muri vincenti delle sue due centrali, a prendere sufficiente margine per costringere Chieri a cambiare 3 giocatrici. Alla fine sono però le biancorosse ad avere la meglio con il 25-21. Un avvio di terzo parziale che è una perfetta fotocopia del primo. Entrambe le formazioni vengono riviste dai rispettivi coach. Se da un lato Chieri si affida alla regia della giovane argentina Maier, Cuneo risponde schierando Turco al posto di Signorile. È il fondamentale del servizio a premiare le bianco-blu che chiudono 25-22. Nel quarto set Cuneo è protagonista indiscusso sin dalle fasi iniziali, capaci di costringere coach Bregoli a esaurire i suoi time-out già sul 7-14 e raggiungendo successivamente il massimo vantaggio sul 10-20. Vani i tentativi di variazione tra le file bianco-blu, che alla fine devono arrendersi 17-25, rimettendo così il match in perfetta parità. Un quinto set praticamente a senso unico, che vede in Ungureanu, poi premiata MVP a fine partita, con i suoi 23 punti e il 50% in attacco, la principale bocca di fuoco di Cuneo, e dall'altra parte della rete una Chieri molto più fallosa. Le ospiti festeggiano così il 15-9 finali e 2 punti preziosi per la classifica e la continuità stagionale.